camminando su una corda stesa tra due rocce sul Corno d'Aquino nel Veronese. 28enne precipita per 200 metri e perde la vita. A 24 ore di distanza la polizia ha fermato il presunto aggressore di un senzatetto in centro a Padova. L'uomo era stato brutalmente colpito per non aver ceduto una sigaretta. Operato gli è stata asportata la milza. Spaccio a Mestre, la Guardia di Finanza arresta un pusher nordafricano nascosto tra le siepi in un parco di via Cappuccina, 11 dosi di cocaina. Viaggiavano con un carico di materiali esplosivi e infiammabili senza avere né autorizzazione né formazione. La polizia locale di Padova ha fermato 2 camion. Incendio nel sottotetto di un'abitazione a Castelfranco Veneto. 2 fratelli rimasti lievemente ustionati e intossicati sono stati trasportati al pronto soccorso. Iniziativa ridicola, la replica del governatore Luca Zaia al boicottaggio dei vini veneti nei bar del sud lanciato da uno scrittore in rete in polemica con l'autonomia. Mestre, addio Serie C, l'annuncio del presidente Stefano Serena. Non ci sono le condizioni, dice, per continuare. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la tragedia che si è consumata ieri sera nel Veronese. Un 28enne ha perso la vita dopo essere precipitato per quasi 200 metri. Insieme ad un gruppo di amici stava facendo slackline, ovvero stava camminando su una corda sospesa nel vuoto, una corda appesa a 2 rocce. Sono rimaste a vegliare il corpo senza vita dell'amico precipitato per quasi 200 metri, fino all'arrivo dei soccorsi. Poi le 2 ragazze sono state portate in salvo dagli uomini del soccorso alpino. La tragedia si è consumata intorno alle 19 di ieri nella zona del Corno d'Aquilino, sulle propaggini più a ovest della Lessigna, che danno sulla Val d'Adige, al confine tra Verona e Trento. Un gruppo di amici stava camminando su una slackline, ovvero una corda stesa tra le rocce che emergono dal bosco sopra la forcella nei pressi del sentiero di Cima Borghetto. Per cause che dovranno essere ora chiarite, un ragazzo 28enne di Modena è precipitato nel vuoto, finendo dopo un volo di 150 metri nella gola sottostante davanti agli occhi impotenti degli amici che erano con lui, i primi a dare l'allarme. L'elicottero di Verona Emergenza in diverse rotazioni ha trasportato in quota 14 tecnici del soccorso alpino di Verona e Ala. Complicate le operazioni di recupero vista la fitta vegetazione e la presenza dei 3 slackline. Solo intorno a mezzanotte uno dei tecnici di soccorso è stato calato nel canale, dove ha recuperato il corpo senza vita del ragazzo. È stato identificato e arrestato in meno di un giorno l'autore di una violenta aggressione ai danni di un senzatetto in centro a Padova. Ci sono volute meno di 24 ore alle forze dell'ordine per risalire all'autore della violenta aggressione di Piazza Garibaldi. Grazie alle testimonianze della vittima e della sua compagna e alle immagini di videosorveglianza, la polizia è risalita ad un 27enne romeno rintracciato e arrestato per lesioni personali. La vittima è un senzatetto poi sottoposto d'urgenza ad un intervento chirurgico all'ospedale di Padova. Era stato colpito con un pugno allo stomaco al culmine di un diverbio seguito a pesanti apprezzamenti che erano stati rivolti alla compagna e al rifiuto di offrire una sigaretta. Adesso ci colleghiamo con Anna Maria Parisi che ci racconta dell'operazione antidroga della Guardia di Finanza che ha arrestato l'ennesimo pusher a Mestre. A te la linea, Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno da Mestre, dove è stata resa nota l'operazione tenutasi nei giorni scorsi in merito all'arresto, l'ultimo di l'ennesimo spacciatore mestrino. In realtà si tratta di un tunisino che aveva detto ai finanzieri di Marghera nel corso del controllo di essere un algerino irregolare sul nostro territorio. Poi invece da una perquisizione dettagliata dei militari è risultato essere un tunisino, comunque senza fissa dimora e senza un'occupazione, che era in possesso di 110 euro insieme a ben 11 dosi di cocaina già pronta per lo spaccio e nascosta in alcuni rovi di un parco di via Cappuccina. Ad insospettire infatti i militari e i finanzieri
e per questo hanno seguito quest'uomo, è stato il via vai piuttosto cospicuo di persone che giravano attorno a questa figura e al parco di via Cappuccina, un via vai che risale a pochi giorni fa, martedì scorso. L'ultimo spacciatore arrestato ha patteggiato 9 mesi di reclusione nella direttissima che si è tenuta mercoledì mattina, tornando in libertà. Si tratta del 73esimo pusher arrestato o denunciato dalla Finanza in questi primi 6 mesi dell'anno, nel corso dei quali sono stati sequestrati più di 2 chili di sostanze stupefacenti, 53 le persone segnalate alla prefettura come assuntrici abituali o meno, e il risultato qual è stato? È stato che comunque questo 31enne bloccato dai militari della Finanza, dopo un breve inseguimento a piedi, dopo aver patteggiato questa reclusione 9 mesi, ripeto, è tornato in libertà. E da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie e buon lavoro ad Anna Maria Parisi. Viaggiavano con un carico di materiali esplosivi ed infiammabili, ma non avevano né l'autorizzazione per farlo né la giusta formazione. La polizia locale di Padova ha fermato 2 camion. Il primo mezzo faceva servizio per una ditta di trasporti, il secondo per un'azienda edile. Entrambi viaggiavano sulle strade della città con un carico di materiale pericoloso. È un Fiat Ducato quello fermato dalla polizia locale di Padova in via del Progresso, con un carico di 40 kg di polvere esplosiva, 5 latte di solvente e barattoli di olio motore. Materiale destinato a una tipografia, trasportato senza il minimo di sicurezza. Punizione esemplare per l'autista, che in un colpo solo si è visto ritirare la patente e togliere 64 punti. L'azienda dovrà invece farsi carico di una multa di quasi 4.000 euro. Il secondo caso in via Reni, in cui il furgone di una ditta edile viaggiava con circa 720 kg di polvere da sparo senza seguire le precise norme stabilite dal codice della strada. Anche per lui è scattato il ritiro della patente di guida dell'autista con il taglio di 14 punti e previsto il pagamento di una multa di 1.380 euro. Furgoni e auto in fiamme la scorsa notte, paura a Pianiga, non si esclude la pista dolosa, ma sentiamo che cosa è accaduto in diretta con Tommaso Stoppa. Buongiorno. Sì, buongiorno da Pianiga, sono ancora in corso le indagini per capire le cause di quanto avvenuto alle 2:10 circa di questa notte. Un episodio piuttosto inquietante, 2 furgoni sono stati completamente distrutti dalle fiamme che hanno coinvolto anche un'auto a Mellaredo di Pianiga, esattamente all'incrocio tra via Noalese Nord e via di Rivale. Auto e furgoni che erano parcheggiati lungo la strada e hanno improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accertare, ma insomma è chiaro che viene ipotizzata o comunque non viene esclusa anche l'ipotesi dolosa. Gli operatori dei vigili del fuoco si sono precipitati in seguito alle numerose segnalazioni di cittadini sul posto. La situazione era aggravata dal fatto che l'auto, una Fiat Panda, era alimentata a metano e quindi c'era il timore di esplosione. Quindi sono arrivate squadre da Mira, Mestre, Padova e anche i volontari di Milano, sono occorse alcune ore per spegnere questo incendio e tutti i mezzi sono stati poi posti sotto sequestro per capire appunto quale sia l'origine di questo brutto episodio. Per il momento non ci sono altre notizie da Pianiga, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Buon lavoro anche a Tommaso Stoppa. Un altro incendio ieri sera ha interessato il sottotetto di un'abitazione a Castelfranco Veneto. 2 fratelli sono stati trasportati al pronto soccorso. Sono rimasti entrambi ustionati e lievemente intossicati 2 fratelli di Castelfranco Veneto coinvolti ieri sera nell'incendio della loro abitazione nella frazione di Salvarosa. Intorno alle 21 si è sviluppato un rogo nel sottotetto della casa in via Vasco de Gama. Nel tentativo di contenere le fiamme, i 2 fratelli, un 55enne e un 58enne, non solo hanno inalato del fumo, ma hanno riportato anche delle ustioni a mani e braccia, per le quali sono stati soccorsi dalle ambulanze del SUEM 118 arrivate sul posto
posto insieme ai vigili del fuoco e quindi sono stati presi in cura dai sanitari del pronto soccorso di Castelfranco. Oltre 2 ore è durato l'intervento degli uomini del 115 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Al vaglio le cause dell'incendio che avrebbero natura elettrica. Raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla casa per i maltrattamenti alla moglie, ha continuato ad inveire contro la donna e a minacciarla. Per questo è stato arrestato. Non gli è bastato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare per imparare la lezione, anzi, davanti ai militari ha iniziato a insultare quella moglie che già maltrattava da tempo, al punto di rifiutarsi di andarsene e di venire arrestato. L'uomo, un 54enne di Vedelago, si trova ora rinchiuso in carcere a Santabona e accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Proprio per il comportamento che teneva in casa, la moglie lo aveva denunciato e il giudice ne aveva disposto l'allontanamento. Divieto di avvicinarsi alla casa in cui abita la compagna, quindi, ma invece di allentare la tensione, la notifica della misura ha fatto andare in escandescenze l'individuo, che non si è trattenuto neppure davanti ai carabinieri, rifiutandosi di lasciare l'abitazione. Accompagnato in caserma ha continuato a gridare, affermando che in quella casa sarebbe tornato comunque e minacciando apertamente la consorte. A quel punto non è rimasto altro da fare che arrestarlo e condurlo in carcere a Santabona. Voltiamo pagina, vigilia del raduno della Lega domani a Pontida, un appuntamento quest'anno che si annuncia con numeri da record dal Veneto. Sarà per forza di cose una Pontida diversa e non solo per i numeri da record, almeno dal Veneto, con ben 45 pullman che partiranno da tutta la regione, ampiamente superato i numeri della scorsa edizione. La parte del Leone è di Treviso con 12 mezzi, poi Verona con 10, Padova e Vicenza con 7, Venezia e Veneto Orientale con 5, Belluno e Rovigo con 2. Questi i pullman, senza calcolare quanti si recheranno a Pontida con auto e furgoncini privati. Non solo per i numeri, si diceva, è una Pontida storica, ma anche per il contesto. Una Pontida con la Lega mai così forte, primo partito in Italia, secondo i sondaggi, e parte del Leone nel governo giallo-verde. Ed è una Pontida storica anche per la partecipazione di tutte le regioni italiane. Chiaramente l'anno di Matteo Salvini, ministro dell'Interno, e quindi noi al governo con dei numeri stratosferici e soprattutto questo momento magico che vede la Lega assolutamente essere il primo partito, se non uno dei primi, insomma, e quindi questo ha portato grande entusiasmo e quell'entusiasmo lo si vedrà domenica. Veneti a Pontida con una speranza nel cuore, vedere il traguardo dell'autonomia. Pontida sarà l'occasione per ribadire questo. Noi abbiamo 32 parlamentari, 2 ministri, abbiamo 2 sottosegretari, quindi diciamo siamo in forza in quel di Roma, ma saremo in forza assieme ai nostri parlamentari, assieme ai consiglieri regionali, assieme naturalmente a Luca Zaia, il governatore del Veneto, per far pesare quel voto politico che ha visto la Lega la percentuale più alta nelle ultime politiche. Iniziativa ridicola, così il governatore del Veneto Luca Zaia replica al boicottaggio dei vini veneti nei bar del sud lanciato da uno scrittore in rete, in polemica con l'autonomia chiesta proprio dalla Regione Veneto. Mi viene da ridere. Questo è un personaggio in cerca d'autore. Azione ridicola. Il giudizio del governatore del Veneto è lapidario e rispedisce al mittente l'iniziativa che fa discutere in queste ore la rete. Boicottare Prosecco e vini della nostra regione per devenetizzare bar e locali. Il neologismo è firmato da Pino Aprile, giornalista e scrittore pugliese da anni impegnato nella rianimazione dell'orgoglio meridionale. Così, con un appello su Facebook, nasce la rete nazionale di bar devenetizzati, corredati dall'hashtag MangiaSud. Il perché è presto detto ed è strettamente legato al tema autonomia. La Regione Veneto ha deciso di trattenere tutto il residuo fiscale, dice Aprile. Quindi, se tu consumi prodotti veneti, non solo arricchisci le imprese venete, ma significa anche che le tasse che paghi sulla bottiglia di vino veneto andranno a finanziare scuole, ospedali e strade del Veneto. E le scuole, ospedali e strade del sud, chi li finanzia? La condivisione sui social aumenta, ma Zaia si rivolge direttamente a Pino Aprile. Riesce addirittura con tutta una teoria a dimostrare che i veneti hanno da dare e non hanno da avere. E io so solo una roba, che ogni anno mandiamo a Roma circa 20 miliardi di euro di tasse. La verità è un'altra, che con tutte le tasse che mandiamo, almeno abbiamo diritto, almeno dico, a un minimo di rispetto. È un'iniziativa che è ridicola e va rimandata al mittente. Sulla stessa linea d'onda i produttori di Prosecco. Credo
che le eccellenze italiane non abbiano bisogno di queste sterili polemiche. Dobbiamo avere anche una visione più aperta. Noi continueremo assolutamente a comprare i prodotti del Sud, perché ritengo che sarebbe una grave perdita per tutti. Stiamo collaborando come consorzio con diverse realtà consortili dell'agroalimentare proprio del Sud e del Centro Italia. Ma il boicottaggio rischia di avere conseguenze? Produciamo 540 milioni di bottiglie, ce le chiedono tutto il mondo, se c'è qualche bar di Pino Aprile che non vuole Prosecco ne prendiamo atto, però lui non può privare i suoi concittadini del poter degustare il Prosecco, questa sarebbe quasi la denuncia, no? Insomma, prevale il sorriso, anche nell'appello che Zaia lancia direttamente allo scrittore. Giura davanti a Dio che non ti candiderai mai, allora la tua iniziativa magari potrebbe avere anche qualche senso. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco. Rieccoci in diretta con l'economia, con il calendario fiscale che l'aveva prevista per oggi, ma essendo un giorno prefestivo la scadenza slitta a lunedì. Gli imprenditori avranno 2 giorni di tempo in più per recuperare la liquidità necessaria per onorare le richieste del fisco. Lo ricorda l'ufficio studi della CGIA di Mestre, segnalando che tra il versamento del saldo 2017 e il primo acconto di quest'anno le imprese saranno chiamate a pagare l'IRES, mentre i lavoratori autonomi e gli altri percettori di reddito dovranno versare l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali IRPEF. Tutti gli imprenditori inoltre saranno chiamati a versare il saldo dell'anno scorso e l'acconto di quest'anno dell'IRAP e pubbliche e l'iscrizione per l'anno 2018 alle Camere di Commercio. Pertanto nelle casse pubbliche è previsto un gettito complessivo pari ad oltre 19 miliardi di euro. Speriamo che in tempi ragionevolmente brevi, dichiara il coordinatore dell'ufficio studi degli artigiani Paolo Zabeo, il nuovo governo provveda a tagliare drasticamente le imposte e decida di distribuire su tutto l'arco dell'anno le scadenze fiscali che invece continuano ad essere concentrate in particolar modo nei mesi di giugno e novembre. Ed è unanime la rivolta delle categorie economiche dopo l'annuncio dell'ennesima pesante stangata sulle bollette. Prezzi di luce e gas alle stelle a partire dal 1° luglio. La stangata arriva dall'Autorità per l'Energia, che ha decretato l'aumento del 6,5% per l'elettricità e dell'8,2% per il gas. Un salasso non indifferente per le tasche degli italiani, già colpite da pesanti rincari a inizio anno. Insorgono le associazioni di categoria, preoccupate per la concomitanza di questi aumenti con il ritorno dell'inflazione. Il risultato, prevedono, sarà di mettere a rischio la fragile ripresa dell'economia a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. Gli effetti che produce questo aumento sono negativi sia dal lato delle imprese per un aumento dei costi delle imprese, che si ripercuote su un aumento dei costi dei prodotti e diminuisce il potere di acquisto delle famiglie e dei consumatori. Non è immaginabile che si possa continuare in questo modo, tuona il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon. Non è accettabile che quando il costo delle materie prime diminuisce i prezzi al consumo non scendano, mentre quando aumenta gli incrementi lievitino in maniera esponenziale. È il mercato all'italiana, gli fa eco il presidente di Confturismo Veneto Marco Michielli, un mercato in cui IVA e accise incidono per oltre il 60% sul prezzo dei carburanti. Questi rincari costituiscono un pesante aggravio per le famiglie che proprio in questo periodo stanno programmando le vacanze estive e che dovranno fare i conti con un potere d'acquisto decisamente ridotto. Questo è un paese dove la povertà interessa anche chi ha uno stipendio e questa è una cosa strana, cioè una persona che lavora dovrebbe essere in uno stato, diciamo, non di benessere ma in una capacità di vita normale e adeguata. E oggi invece anche le persone che lavorano, che hanno uno stipendio, potrebbero rientrare in determinate condizioni familiari nelle fasce, diciamo, di difficoltà e di povertà. Adesso invece ascoltiamo la testimonianza di un imprenditore trevigiano del settore metalmeccanico che fatica a trovare figure professionali specializzate ma anche e soprattutto giovani da formare. Come lui tanti altri imprenditori devono affrontare le difficoltà che poi hanno inevitabili conseguenze anche dal punto di vista della produzione. Non
troviamo personale, non troviamo ragazzi, persone che vogliano appassionarsi a questo tipo di attività. Flavio Bortolomiolla ha un'azienda che si occupa di manutenzione macchine utensili e realizzazioni di automazioni speciali a Valdobbiadene. Da tempo sta cercando 3 figure professionali da inserire nella sua attività, ma sembra un'impresa impossibile. Ora, facendosi portavoce di altri imprenditori alla guida di imprese metalmeccaniche, ha voluto lanciare un appello ai giovani perché opportunità lavorative ce ne sono, dice, ma devono riscoprire il valore del lavoro manuale. Fresatori, tornitori, programmatori PLC, elettrotecnici, le figure che le aziende cercano. In questo momento il Veneto, credo, per quanto conosco io, sì, ha necessità di queste figure, lo stanno chiedendo in molti. Non solo figure con competenze, ma anche giovani da formare con la capacità di mettere a frutto quanto appreso a scuola. Questo è un po' il problema che riscontriamo sui giovani al giorno d'oggi, di saper mettere insieme testa e mani, quindi la teoria con la pratica. Eppure nell'azienda di Bortolomiolo non mancano gli aspiranti lavoratori che si presentano per un colloquio al quale però a volte non fa seguito un'assunzione. I ragazzi non si trovano preparati o non si sentono preparati per affrontare questi percorsi e vediamo qualche volta un po' di disorientamento in merito a questa nostra proposta di lavoro. Oppure c'è chi inizia a lavorare e poi molla. C'è successo di avere dei ragazzi che hanno iniziato e poi anche semplicemente con un SMS si sono ritirati. Motivando? Motivando impegnativo il lavoro oppure non mi piace. Nessuna accusa nei confronti dei ragazzi ai quali forse non manca spirito di sacrificio, ma forse la pazienza di imparare un mestiere. Una situazione che demoralizza gli stessi imprenditori. Vediamo la possibilità di avere e di introdurre, di portare in azienda più lavoro, più commesse, ma non la capacità di evaderle nei tempi corretti. Secondo Flavio Bortolomiol c'è una strada da percorrere. Collaborazione tra le aziende e la scuola, ovviamente in maniera più integrata. Siamo allo sport, il Mestre Calcio dice addio al calcio professionistico, l'annuncio da parte del presidente della società. Finisce la favola del Mestre Calcio che dice addio alla Serie C. Il presidente Stefano Serena ha annunciato che non ci sono le condizioni per continuare. Per il bene della società ed evitare di fallire, ha spiegato, faccio 2 passi indietro. Potrei iscrivere la squadra in eccellenza. Negli ultimi giorni di riflessioni non sono infatti sopraggiunte quelle novità positive che il presidente aranciονero si augurava per poter continuare la Serie C. E così la notifica mezzo raccomandata alla decisione alla Lega Pro. Ora il percorso naturale prevederebbe l'iscrizione della società in terza categoria, ma sono fiducioso che si possa ripartire dall'eccellenza, dice ancora Serena. La Serie C è un campionato in cui ci lasciano le penne moltissime società, continua. Si spende più che per stare in Serie B e vedrete che quest'anno ci saranno altrettante società che andranno in difficoltà. Io, mi dispiace, non voglio fallire. Ad inficiare molto sui costi è stata anche la necessità di disputare l'intero campionato a Portogruaro. È fondamentale che Mestre, intesa come città, continua Serena, possa migliorarsi dal punto di vista delle strutture che non siano da patronato. Verrà comunque mantenuto il settore giovanile, nonostante i calciatori possano svincolarsi dal 30 giugno. Siamo in chiusura, vi ricordo i prossimi appuntamenti con i nostri telegiornali a partire dalle 18:30, vi lascio come di consueto le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon sabato a tutti, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Arriva l'anticiclone africano Caronte e sarà sole e caldo. Vediamo il dettaglio di sabato 30 giugno. Sul Veneto tanto sole su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota se non per occasionali piovaschi sui rilievi del Bellunese al mattino. Temperature in aumento, minime tra 16 e 20 gradi. Massime comprese invece tra 28 e 35 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia sparsa, specie sui settori alpini e prealpini. Bel tempo altrove. Temperature in aumento con minime comprese tra 18 e 19 gradi,
valori massimi oscillanti invece tra 29 e 32 gradi circa. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato con cielo poco nuvoloso sui settori meridionali, qualche addensamento in più invece sulle aree montuose di confine, anche con qualche acquazzone associato. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 33 e 34 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.